insomma, guarda, il modo in cui hai fatto il balletto dimostra come ti sei divertito durante tutto il corso della tua vita. Sempre. Sempre, tu Sempre. ti sei divertito alla grande. Sempre. Allora, lui si chiama Gianni Sacco, ma è una faccia talmente nota, Ti insomma, ringrazio. così famosa, e parleremo poi durante il corso di questa breve intervista un po' di te, insomma, anche di cosa hai cantato. Però la prima cosa che vorrei chiederti è se sei un treno o una nave da crociera. Io sono una nave da crociera. Ecco, sì, bella grande. Grandissima. Grande, con le doppie, con le stanzette doppie. Quelle elegantissime. Quelle elegantissime. Tu hai anche suonato, cantato sulle navi da crociera, suppongo. Ho cantato. Sì, cosa? Ho cantato classico. Classico napoletano. Sì. Senti un po', allora, io ti chiedevo di questa storia della nave da crociera perché un tuo grande successo si chiama Crociera, che è una roba impressionante per la bellezza, dico, per la grandezza. Ma allora, non è solo questa, Petraroli. Sì, perché il mio primo vero successo è stato nell'82 con Sacco, ti prego, adesso non mi picchiare. No, vai, non ti preoccupare. Io faccio riferimento a crociera perché è come se fosse volare per te. Vai. Come volare per volare, sì. così crociera. È la stessa cosa. Allora, in quella canzone tu dici quel viaggio a te non ti ha fatto bene, sì. cioè parlando alla donna, a me m'accis senza un perché. Esatto. Guarda, caro Gianni Sacco, dopo tanti anni viene proprio spontaneo chiedersi che cosa è successo su aspetta, su quella nave da crociera. Che lei è scappata con Capitan Findus o a te ti è scappata dalle mani Carmen Russo? No. Nessuna delle due cose. E cosa è successo? Allora, il pubblico ha pensato che questa donna mi abbia messo le corna. Invece no. Ho avuto fiducia in questa donna, ho avuto fiducia, l'ho mandata in crociera da sola, sì. Si è vista intorniata da tanti uomini, sì. È ritornata con la mente cambiata. Né più né meno. Cioè voleva gli altri uomini? No, perché lei si è sentita corteggiata da tanti uomini, è ritornata un po' con la mente cambiata. No, però questo mi fa pensare che capito? Tu non sei un non mi ha tradito però. Però non sei un grande corteggiatore, perche se una si lascia prendere da... non sono stato un buon corteggiatore. Ma allora, scusa, ti volevo presentare Chip. Che è ciao Chip, come sei carino. Prendilo tra le mani. Oh, bello, guarda. Scusa, immaginando che lei sia la protagonista di questa tua canzone, sì. No? Vuoi corteggiarla? Vogliamo dare prova ai nostri telespettatori di come dopo tanti anni hai imparato a corteggiare? Lo so che Chip non è... somiglia un po' a Maria De Filippi, però insomma basta chiudere un occhio. È bellissimo. È bellissimo. Prego. No, un po' più forte, ma senti. Ma senti che dice Gianni Sacco, se no come faccio? Parlo solo tu, prego. C'hai degli occhi meravigliosi. Veramente. Una serata con te, una bella cena, a lume di candela, sul mare, bello. Non so che cosa ti darei per averti. Non so se te ne sei accorto, ma è diventato fucsia, una roba. Sei di un... Grazie, mi dai Chip? No, la mano ce la diamo alla fine. Dammi Chip, perché questo è un po' come se fosse mio figlio. Allora, senti, ci sono le invasioni desiderate. Tu ricorderai di un film meraviglioso che si chiama Pretty Woman. Guarda la clip, là. Sai, questa non è casa, queste sono stanze d'albergo. E tu non sei la mogliettina, sei una puttana. Magari una bravissima puttana. Vedi, è tutto diverso e mi hai cambiato tu e ora non puoi cambiarmi ancora. Voglio di più. Me ne intendo del volere di più. È il mio principio ispiratore. Il problema è quanto di più. Voglio la favola, Edward. Molto bene, caro Gianni Sacco, questo è un film che ogni volta che viene trasmesso dalla TV fa ascolti pazzeschi, no? E probabilmente perché somiglia un po' a tutti noi, nel senso che tutti noi, non solo Julia Roberts, vorremmo la favola, vorremmo che si realizzasse la favola. Quando abbiamo scritto la trasmissione, non so perché, ma i miei autori, dotati di una grandissima cazzimma, hanno immaginato te come protagonista di questo film e che quindi Julia Roberts all'improvviso nel film dica a te, Gianni Sacco, Gianni, io voglio vivere la favola. Ora tu
preso da un impeto di desiderio per realizzare la favola di Julia Roberts, che cosa fai? Ti trasformi nei 7 nani, tutti e 7, tutti insieme di Biancaneve, o nella Bella e la Bestia insieme, in un solo corpo, la Bella e la Bestia mentre ballano? Cosa diventi per Julia Roberts tu? La bestia. Non ti ci vuole granché, direi, ma non ti voglio offendere, cioè nel senso che uno può essere bestia dentro, cioè avere una grandissima virilità. Come sei messo a virilità tu? Cioè le donne come ti hanno... Quelli che fanno i cantanti a Napoli non smettono mai di fare all'amore. Madre Natura mi ha dotato benissimo. No, mi fermo perché andiamo in onda anche a mezzogiorno. Scusa, Esatto. Lo so, quindi con la pasta e patate sullo stomaco figurati. Cos'è? Va bene, evitate la cutena. Allora, quando sei felice te ne accorgi o pensi che sia solo un caso? No, me ne accorgo. Come? È perché mi capita una cosa che a me mi fa felice, sono felice in quel momento e me ne accorgo subito che sono felice. Senti, chi guarda questa trasmissione spesso la notte sa che ho una grande fissa per le facce, però in realtà mi piacciono pure i rumori, moltissimo, no? Perché noi dentro di noi abbiamo un sacco di rumori e bisogna saperli distinguere. Allora io mi chiedo, la tua felicità, che rumore ha? La mia felicità? Fammi il rumore, ti prego. È un orgasmo, Gianni, questo non è un rumore. È un rumore. È l'ormone che parte. Senti, sì. C'era un vecchio cartone animato che tanto vecchio non è perché va in onda in continuazione, e i Puffi, li hai mai visti i Puffi? A volte con i miei nipotini. Ecco, allora ti voglio proporre una parte della sigla dei Puffi. Vai. Guarda la clip. Là, Gianni, là. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu sono alti su per giù, 2 mele poco più. Nei puffi siamo così, noi siamo puffi blu, puffiamo su per giù, 2 mele poco più. Diciamo che i Puffi potrebbero essere tutti figli tuoi, tutti Puffi, esatto, sì. Puffetta compresa. Sì. Ora, questa sigla è mitica e la conoscono tutti, cantata da Cristina D'Avena, che ha fatto tanti soldi. Io ti do parte del testo di questa sigla, che è qui, ti do il tempo di leggerla un attimo. Vorrei che tu me la leggessi in maniera drammatica, come se stessi affrontando una sceneggiata. Ecco, tu sia malamente, il puffo ti ha, come dire, si è rubato la tua donna e tu dici questa cosa, interpretandola e mettendoci l'intenzione. Prego. Noi puffi siamo così, noi puffi blu, puffiamo su per giù, 2 mele e poco più. Mamma, il Padrino, una roba pazzesca. Ma non è che c'è una pistola da qualche Hai voluto la drammaticità. Ma infatti, guarda che queste cose sembrano stupide, ma poi in realtà non lo sono, perché tu ad una roba colorata devi dare un'intenzione diversa. Ma veniamo alle facce, caro Gianni Sacco. Allora, sei pronto? Vai. Qua sai di non dover parlare, è solo la faccia. Allora, Franco Califano dice che Crociera è sua, è una canzone sua, l'ha sempre cantata sua e quindi è un suo successo. Che faccia fai? Ma che vuoi stu Franco Califano? Non ha che dire quest'uomo, non bastano i soldi che preleva la SIAE. Va bene. Allora, senti, ti finisce il gelato al cioccolato sulla camicia bianca, che faccia fai? Ma qualora finisse veramente sto gelato, che fai? La camicia te la vai a cambiare o vai a cantare sul palco con la macchia di cioccolato? No, non si può non ci si può presentare al pubblico in uno stato indecente. Bene, un amico ti chiede un prestito di 5.000 euro, che faccia fai? E sembra stessa faccia, Gianni, sembra stessa faccia. Ma non ho detto mica 1 milione di euro, ho detto 5.000 euro. Bene, allora siamo alla fine, tutti gli artisti, ma anche i grandi operai, i grandi avvocati, anche i grandi notai ormai, spendono le giornate a chiedersi queste cose. Dove vai? Dove posso andare? Gianni, pensiamoci un attimo. La domanda volevo... Dove vai? No, la domanda era... Qual era? Dove vai? Ah, dove vado? Io?
Dove posso andare? Pensiamoci, Gianni, pensiamo. Perché i danni potrebbero essere infiniti. Un notaio, da un notaio. A fa che? No, tu hai detto un notaio. No, io prima, ho detto prima il notaio. Ho detto i notai passano ormai giornate a chiedersi dove vai. Dove vai? Quindi se lo può chiedere anche un artista come te. Tu dove vai? Dove vai? Vado a preparare il testamento per l'eredità. Ma mi ci metti nel testamento? Ma senz'altro. Ma me la lasci una nave da crociera almeno? A te sì. Almeno che ne so, c'è un gommone. No? A te sì. Una barcatella. A te sì. Senti un po', ci sei? Sì. Sempre. 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 Sono 40 anni che ci sto. Il bello è che quando parlo con i giovani, no? I giovani cantanti, loro hanno questa grande capacità di scollegarsi, di non sentire. Allora io a qualcuno ho chiesto, ma dove ce l'avete questo interruttore per scollegarvi? Se tu pensi ad un interruttore, no? Immagina un interruttore sul tuo corpo. Dove sta questo interruttore? Dove ce l'hai tu l'interruttore? Io nel mio cuore. C'hai un interruttore? Sì. Non lo so, ma mi ha preso una piega triste all'improvviso. No, sta nel mio cuore l'interruttore, perché io è un interruttore che ogni tanto ha bisogno di accendersi e di spegnersi pure. Ci ripensi mai? Sì. Ci ripenso, sì. Molto bene. Senti, siamo alla fine. Hai fatto un disco? Io ho un disco recente che porta il titolo Tratti d'amore, distribuito dalla mia casa discografica, la Zeus Record. Sì. E gli arrangiamenti sono del maestro Enzo Rossi. Certo. E ho avuto un po' le canzoni da tutti quanti, anche delle belle musiche. Ho fatto un bel disco e piace, un disco che piace, mi sta andando bene, ringraziando Dio. Sei felice? Ma senz'altro. Poi io non desidero niente dalla vita, perché ho avuto tante di quelle cose, ho avuto il privilegio di conoscere tanti personaggi, io ho avuto il privilegio addirittura di stare in mezz'ora con Totò, con Nino Manfredi, con Alberto Sordi, con Vittorio Casmani, con tutti i grandi. Gianni, sono stato. Ma che vuoi la vita? Niente, non mi fa niente, ringrazio il mio pubblico, quello che mi ha dato. Il pubblico io lo amo perché ho avuto tanto, però anche ho dato qualche cosa. Molto bene, grazie. Lo spegniamo l'interruttore del cuore adesso? Lo rimaniamo acceso. Lo rimaniamo acceso. Però non piagnim. No, lo rimaniamo acceso. Non finisce, cari ascoltatori. Continua, non piangete, non finisce.